quello che è successo in Veneto, con i 19 miliardi di risparmi che sono spariti, può causare 100 volte il danno superiore della crisi subprime americana, e non è uno scherzo. Il peggio della crisi provocata dal fallimento delle due banche venete deve ancora arrivare, secondo Patrizio Miatello, portavoce di un nutrito gruppo di risparmiatori messi in ginocchio dal crack di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Nel giro di poco tempo Banca Intesa dovrà per forza ridurre i castelletti, ridurre i fidi. Perché? Perché non ci sono le coperture, e quindi è inutile nascondere il problema, dobbiamo prepararci a questo impatto. È necessario intervenire prima che sia troppo tardi, sostiene Miatello, che in mattinata ha incontrato i vertici di Apindustria nel primo di una serie di appuntamenti con i rappresentanti del mondo imprenditoriale veneto. L'operazione di acquisizione da parte di Banca Intesa, gli fa eco Ivan Palasgo, non prevedeva alcuna garanzia per i crediti alle imprese. Da questa Europa è in atto un preciso disegno per metterci tutti in mutande. Il disegno è di espropriare i cittadini e le piccole e medie imprese venete di tutti i loro averi, tutti i loro capitali, tutto quello che hanno lavorato e costruito in tanti anni, i nostri padri, i nostri nonni. Da questo primo incontro, conclude, partirà una campagna in tutta la regione per avvertire imprese e risparmiatori di quanto sta per succedere, in modo da preparare per tempo le contromisure. Noi vogliamo far partire un'autentica rivoluzione, e la rivoluzione più devastante non è tanto quella della polvere da sparo, che sarebbe anche anacronistica e fuori dalla storia, ma la rivoluzione più devastante è la rivoluzione della conoscenza, del sapere le cose.